sono venuti a trovarmi degli amici. È una serata particolare, speciale, perché hanno portato i tartufi. Il tartufo in Sardegna per noi è un po', diciamo, una cosa tabù. Invece in Sardegna il tartufo c'è sempre stato. Incredibilmente i nostri cinghiali hanno fatto sì che le persone capissero che ci fossero i tartufi sottoterra. E guardate, c'è qui la lavorazione. Mentre stiamo parlando, vedete, c'è qualcuno che li pulisce e stranamente non hanno lo spazzolino quello che gira, perché l'altro viene usato. E questo qui leva la sabbietta che c'è dentro il tartufo. Si taglia un po' di aglio, si mette delle noccioline, a quanto vedo, o no? No, noccioline no. Cosa sono quelle? Tartufini, sono quelli di scarto che usiamo, tartufini. li utilizziamo per fare una cremina. Ma i tartufini dovrebbero essere fini, questi invece sono rotondi. Dipende dal posto. Posso dire qualche bagianata? Sì, va bene. Soprattutto. E questi tartufini, ecco, Ivano, tu sei un micologo. Micologo. Allora, il perché nasce il tartufo in Sardegna? Cioè... Il tartufo è un fungo, quindi un fungo ipogeo, che era epigeo, poi la siccità, il caldo, l'evoluzione del fungo stesso l'ha portato a diventare ipogeo, a nascondersi sotto Ipo terra. vuol dire Sotto, come le ipogei, le Domus Dejana. Sì, è molto bello perché io queste cose le capisco moltissimo, me le faccio spiegare 20 volte e non mi rimangono, però va bene. Va benissimo. E quindi è un fungo praticamente. È un fungo che però si riproduce con l'aiuto dei cinghiali. Dei cinghiali. I cinghiali scavano, lo masticano e lo spargono, le spore si spargono. Esatto. Però lui si è evoluto sapendo che gli animali l'avrebbero aiutato a riprodursi. Bellissimo. Quindi intelligenza. È un fungo intelligente. Cioè questo per far capire che anche quando uno non pensa che un cavallo pensa, dobbiamo arrivare a capire che anche un fungo pensa. Quindi immaginiamoci che cos'è la natura, che cosa ci regala la natura, cosa ci fa capire. Uno dei prodotti più buoni della natura. Della natura. Il tartufo è il re della tavola perché ha un profumo che eccita gli animali. Ci piace, quindi noi andiamo a cercarlo e ce lo mangiamo e lo rimettiamo in natura. Esatto. E quindi poi anche i cani vengono addestrati a trovare questa... A trovare, sì. E i cani però vanno accompagnati... I cani prima i maiali usavano, ma le scrofe da 200 kg in macchina, non è più possibile, quindi si addestrano i cani. Però intanto ho avuto modo di capire in questo momento che siccome ho visto che quando vado a funghi ci sono delle piccole scavature, i cinghiali scavano e quindi cercavano i tartufi. Cercano anche i tartufi perché tipo adesso in Sarcidano, nella zona di Laconi, io ho trovato una sessantina di specie di funghi diversi. Non solo tartufi commestibili, perché i tartufi commestibili sono all'incirca 8-9, quelli che si possono vendere e mangiare. Sì. Quindi, comunque in Sardegna ancora non è molto divulgata la questione. Non è divulgata, abbiamo un ecotipo sardo che ce lo comprano dappertutto perché la Sardegna è profumata e quindi i profumi, anche i tartufi assorbono i profumi. Bene, detto questo continuiamo a vedere il mio amico qui che non faccio nomi, che sta tagliuzzando i tartufini piccolini, che poi farai una crema. Lo utilizziamo per fare una crema con dei formaggi. Questi sono i tartufi, diciamo, di scarto, quelli più piccoli, quelli rotti dal quelli cane. Che praticamente come il contadino le cose buone le vendeva e quelle di scarto se le mangiava. Noi ci mangiamo tutto, per fortuna. Sì, lo so. Però a casa mia quando si coltivavano i carciofi prendevamo quelli di scarto noi e gli altri li davate. No. Noi... Beh, ma questa non è una produzione, noi era una produzione. Quindi viene accompagnato con l'aglio. Sì, qui praticamente faccio andare un po' d'olio con l'aglio, poi ci aggiungo i tartufini, un po' di sale e ci metto dei formaggi, questi formaggi qui, formaggi freschi, vaccini, e si fa una cremina con i tartufi. Benissimo.
Detto questo, E ci facciamo la merenda con i tartufi, 2 bruschetti, esatto. diciamo. Allora, poi Questo non è maturo. adesso ci fermiamo un attimo perché poi prepariamo tutta la tartufata, ok? Va benissimo. Ecco, Roberto quando viene a trovarmi, cioè viene poche volte, però quelle poche volte che viene c'è questa, come se fosse un Babbo Natale in periodi un po' fuori tempo, però è sempre ben accetto, le zucche, le puntarelle, il pomodoro, il vino di Laconi. Di chi è il vino? Di Ivano Carta di Laconi. Ma è una produzione tua, vero? Sì, una piccola vigna che fa mio padre. Ho capito. Poi ci sono i ravanelli tondi, quelli lunghi, e poi ho portato anche come si chiama? Il berro, che non mi ricordo adesso come si dice in italiano. Il crescione. Il crescione, sì. Summatuzzo di sale. Dimentico l'italiano e ricordo lo spagnolo. Niente, cosa dire, poi la lattuga, insomma ci sono tante cose belle. E poi la sorpresa più grande è quella di mangiare insieme una piccola merendina con i tartufi. Questa è la conserva che fa Roberto. Con i miei genitori. Con? Con i genitori. Con i genitori. La fanno i genitori. Roberto vive in un paesino meraviglioso che si chiama Villa Sant'Antonio. Io sono stato, ci sono delle cose archeologiche bellissime, dei monumenti archeologici molto belli. Ve ne ho fatto vedere anche qualcuno, vi ho fatto vedere, non erano tombe, sì, erano tombe, sì. Niente, torneremo ancora a Villa Sant'Antonio per vedere Roberto nelle sue lavorazioni nell'orto, perché è un appassionato. Lui ha abbandonato, faceva un lavoro bellissimo, un lavoro di tecnologia, che io manco mi ricordo cosa faceva, però se n'è andato in pensione e si è dato a fare questa agricoltura per la casa. La famiglia, che è una famiglia meravigliosa, ma mera, sì. Cosa dire? Ogni volta mi sorprende, sono contento. Bene, chiudiamo questa parentesi e poi vediamo quando sono pronti i tartufi da mangiare. Gli aperitivi. Perché Si deve sciogliere tutto il formaggio piano piano. Ma è cultura. no, C'è poca luce forse, come accendere. Lo svilire della cultura. E aggiungiamo è anche la trasformazione, perché per po' di fissare filo qualcosa hanno snaturato l'evoluzione di tutte le cose. Quindi già lì la tradizione cade, no? Come concetto. Quella è la contraddizione. Sì, guarda che siamo. E che poi calcola che da quant'è che esistono, insomma, gli enti pro-doc, questa roba qua, che sono quelli da cui è partito tutto questo smanettamento di costruire il costume. Nel mio paese fa ridere. Oddio, ci sono Se lo sono inventato. cos'è etnografici esistono, servono il folklore. Però il pezzo originale La quindi salva. folclorizzazione. È quello che ha fatto Darwin. No, fenici. Tutto hanno inventato. Le cose che hanno lasciato di più in assoluto. da una Philadelphia senza lattosio perché Ivano è intollerante. È un formaggio camoscio d'oro senza lattosio. Adesso fondiamo il tutto con l'olio, aggiungiamo un po' di sale e vediamo un po'. È come dire, come molti fanno la battuta, allora gli egiziani sono piramidei, cioè, che senso ha? Cioè attribuire a un popolo il nome di una costruzione. La Sardegna si chiama Sardegna, si è chiamata in molti modi, no? Sandalia, Mykonos, e ne hanno Giusa, ogni arrazzerola. Sardegna va benissimo, popolo sardo del bronzo, popolo sardo del neolitico, ci vuole molto. Popolo, questo è il popolo. Tutti i popoli mediterranei devono vivere. Ed è la ricchezza dell'Europa. Che Russia compresa. perché l'Europa senza questo non è. L'università, di scambio culturale. Infatti è sempre stato, e
Ero a chiudere le galline. Abbiamo fatto un'ottima Allora, la volpe si è mangiata la gallina, quella bianca, quella bella. Qualcuno ha pagato. Per un po' traumatici. Vabbè, poi l'audio poi lo assaggiamo. Vero? Noi È stavamo... pronto? Sì. È una crema di formaggi fusi con tartufo, anzi. Lascio questo, lo appoggio qui e ci aggiungiamo due tartufini Fai i sopra. montaggi. Perché allora, Pulivano i vetri dalle macchine. Quella è una manna per loro, certo, è relativo. Così a manna a me, vero? Ho cominciato a bere. Bellissimo. Giustamente ci sono anche loro. Il bianchetto sardo. Bello, Sì, Ivano. che bello, Bianco sto sta. tartufo Tuber è Borchi. particolare. Tuber Non l'avevo Borchi. ancora visto così grande. Poi diciamo che le Ma caratteristiche... siccome mi stava dicendo Super. Ivano che il fungo pensa, Fantastico. ecco, probabilmente adesso gli dirà che bisogna farli più grandi. Mi raccomando, diglielo bene. Però ti sei capace con un grosso che non si stampa sopra lui. Zio brucia. Ah, deve preso calentaia. E poi fai il Beh, biscotto. dipende dal taglio, che se lo tagli troppo fine poi Al fuoco. essendo morbido in mezzo perde la corpo. Possiamo scegliere o bruschetta, o Bruce Willis o Bruce Wayne. Cosa preferisci? Batman. Finita. Guarda, c'è anche la scarpetta. Vabbè, sulla- prova con un pezzo di La pane. scarpetta era. La ciabatta, scarpetta. C'è troppo olio, mi sa. Mannaggia, vabbè. Ma girare. Sì, gli dai una giratina è più carino anche a vedersi. C'ha l'olio. Vediamo cosa dice Zio Benito della crema di tartufo sardo, di Sardegna. Forse non si sente, o si sente. Bella fungosa. Quando si dice che una cosa è buona non si ha una dimensione, per dire da 1 a 10 o da 10 a 100. Questo non ha un finale. È buono. E basta. tartufo sardo? È una goduria. Ah, sì, ti è piaciuto? È una goduria. Quindi non ci sono valenze, va bene così. Sì, È sì, sublime. ma Non veramente. c'è scala di Quando è criteri di sublime valutazione. non c'è misura, Non c'è un numero, criterio, non una c'è. cartina a tornasole, non c'è. È buono, punto. Stupefacente si potrebbe anche dire, guarda. È una cosa incredibile. Io ho fatto la scarpetta, Immagina se mangiare. poi naturalmente spalmato nel pane, bello assado, come dicono in spagnolo, in sardo assado, pane assado col pane abbrostolito. È una cosa incredibile. Lo proviamo adesso. Ci arriviamo. In sardo hanno nato sodroccioli. Gesù Cristo. Questa è la bruschettina per Anita. Ho visto che sei andato all'inaugurazione a Oristano, dove vendono Mobili. mobili, come il MAC, come si chiama? Tutti i nostri amici c'erano. Lì a cosa? A Limpia Cagliari. Via Cagliari, sì, sì. C'erano tantissimi amici che conosciamo. Ho Tutti. presentato la sera a Filippo. Filippo Martini. Hai fatto le foto con Silvano Caria, con Marco Pili. Silvano Anita, giù di niente. non gli è piaciuto forse il tartufo? Difficile. Difficile che gli piace o che non gli sia piaciuto? Cosa vuoi dire? Che non gli piace è difficile. Ma è un gusto nuovo, magari non gli Non piace. gli piace giù? Sì. Guarda questo. Zio Benito, zio Benito, guardi che bruschettino ho preparato per la sua signora, guardi qui, guardi qui. Grazie, Roby. La bruschettina piccolina, la signora Anita. Allora, Però Roberto tu non ti sei appena. cosa va bene, dai?
salame. Aspetta. Allora, qui la diatriba è proprio per il fatto che il tartufo, per me, lo stiamo scoprendo oggi, anche se qualcuno dice i bizantini, periodo bizantino e altri periodi più lontani, però che si sta scoprendo il tartufo oggi è in casa mia, perché io qui a casa mia il tartufo non l'avevo mai mangiato, il tartufo sardo. I cinghiali, i cani che voi addestrate, è una meraviglia, è musica, è una scoperta che la Sardegna è piena di tesori. Non so se dico, non sbaglio. Santa verità. Ecco, allora, che cosa dire? Accompagnare il tartufo con questa insalata meravigliosa, che io dimentico sempre il nome. Mattuzzo. Il crescione. Il crescione, su Mattuzzo. Ecco, accompagnata e mangiata con questo tubero che è una meraviglia. Tuber. Non Tuber è la patata. È la patata. Viva Vabbè, la patata. che io Per purtroppo- deformazione. Questo come si chiama in particolare? Tuber borchi. Borchi. Tuber borchi. O bianchi. Ecco, Urgufans, in tutto il mondo dovete divulgare ormai che il tartufo si trova anche in Sardegna. Ed è molto buono. Io ero abituato a quel tartufo bianco di sabbia che si chiamava saduvara, La dovara d'arena, molto importante. molto buona tra l'altro. Quindi sì. nella tradizione sarda ci sono anche i funghi ipoggei. Noi abbiamo La molti terfezia funghi. arenaria. Terfezia arenaria. Come si chiama? Terfezia arenaria. La patata di sabbia. Patata di sabbia, molto buona. Urgufan, cosa dirvi? Venite in Sardegna che oltre i cinghiali che ci trovano i tartufi ci sono anche i tartufi. Se ce ne lasciano. Se ce ne I lasciano. cinghiali. Uno è lui. Esatto. E lui è un cinghiale di razza. Cinghialetto. Bene. Urgufan, vi saluto. Ciao a tutti. Ciao, grazie per l'attenzione. Ciao. E la Saservecche picca su cadu, curre ti cambiare, prodotto isto ballare, magari su campale, può ballare su twist. E la Saservecche picca su cadu, curre ti cambiare, prodotto isto ballare, magari su campale, può ballare su twist. Saservecche picca su cadu, curre ti cambiare, lo tu